Marina Spinetti. Sono molto contenta di essere stata invitata qui a parlare di scuola, perché devo dire con un po' di rammarico che troppo spesso di scuola se ne occupa o ne parla chi non ci ha messo piede da quando era studente. Probabilmente per qualcuno un insegnante di scuola pubblica, donna, che come vedete ha passato spesso la maggiore età, per di più del sud e di sinistra, è una tal somma di disgrazie e di difetti da poter essere ascritta solo tra i sovversivi o nella migliore delle ipotesi tra i fannulloni. Sono qui anche per dire che noi insegnanti non siamo né l'una né l'altra cosa, a meno che per sovversivi non si intende chi in un paese fortemente percorso da egoismi e faziosità fa sì che la scuola ogni giorno continui ad essere un luogo che promuove responsabilità, ascolto e integrazione. Allora sì, siamo sovversivi. Da sovversivi, voglio dirlo di questi tempi, è entrare in classe, parlare del carpe diem o di Rosso Malpelo, quando gli alunni ti chiedono cos'è il Bunga Bunga. Ora, benché il Presidente del Consiglio pensi esattamente il contrario, nessuno di noi ha voglia di parlarne, c'è molto di meglio in cielo, in terra, persino nella nostra filosofia, anche questo. Da sovversivi è trasmettere l'etica del sacrificio quando il mondo intero afferma il contrario e dalla televisione, dai manifesti pubblicitari tutti sono ridenti, abbronzati, felici e nessuno è mai sudato. Ma da sovversivi e soprattutto procedere con armi impari, quasi come una barchetta che procede controvento mentre una portaerei viaggia in senso contrario, a bene spiegate, con i nuovi maestri, con i nuovi professori che insegnano dal video e che dicono che vogliono la scuola e il libero pensiero morti e che le danno l'estrema opzione tra le beffe dei potenti. E se ne parlo con tale animosità è perché io questa lotta impari, questa competizione l'ho vissuta in prima persona e l'ho persa. Ha vinto Maria De Filippi, insomma, il mio alunno. Insomma, contribuisce una certa passionalità in questo contesto. È un po' come nel libro di Pinocchio, in cui Mangiafuoco portava il circo vicino alla scuola finché i bambini la marinassero, magari vendendo l'abbecedario per seguire gli spettacoli, solo che cambia il finale. Non è più come Pollodi ci insegnava poco più di un secolo fa, per cui se vedi l'abbecedario sarai un asinello destinato ad una vita di fatica. Tutt'altro, se vedi l'abbecedario, Mangiafuoco ti farà diventare la star del circo, quindi questo finale è cambiato decisamente. Ora queste difficoltà che ci abbracciano da almeno 3 lustri, declinate però in ambito geografico e cronologico a noi più vicino, cioè Sardegna oggi, diventano impossibilità a praticare la didattica, perché la Sardegna soffre doppiamente, perché non c'è nessuna reazione o correzione ai piani scriteriati del governo nazionale da parte di questa giunta. Il piano di dimensionamento scolastico, varato con 3 mesi di ritardo e che faceva pensare con questi 3 mesi di ritardo ad un'opera tormentata e complessa, è invece un taglio senza logica alcuna. Questa è la ragione per cui noi, e con noi intendo un gruppo di insegnanti, un coordinamento di insegnanti del PD, tra i quali mi va di ricordare Gianni Sanna e Cristian Ribichesu di Oristano e di Sassari, ci siamo impegnati ad articolare delle proposte che qui insomma voglio solo segnalare, non assolutamente elencare perché non c'è il tempo, che vorremmo che fossero patrimonio di tutto il PD e magari, se condivise ovviamente, magari su quelle costruire anche un progetto per le prossime regionali. Noi crediamo di poter esercitare in questo la nostra autonomia, di poter pretendere una legge regionale ad hoc per una scuola diffusa, per classi che abbiano un numero di alunni inferiori ai 25 e per interventi di qualità come l'uso delle compresenze. Dico solo un'ultima cosa, non siamo neanche dovuti partire da zero per questo. Le esperienze scolastiche della precedente, della giunta Soru, ci avevano fatto salire notevolmente anche nelle graduatorie OCSE e PISA, quindi insomma non siamo partiti da zero, ecco, per articolare queste proposte, ricordiamolo. Questo per dire che sappiamo cosa significa riformismo, significa aggredire i disagi per trasformarli in opportunità, sappiamo cos'è una palestra di riformismo perché l'abbiamo praticata, se crediamo che il riformismo sia un valore, se siamo qui lo crediamo, è da lì che vorremmo ripartire. Grazie.